Da parte della provincia e del comune, di entrambe le amministrazioni, un cordiale benvenuto a questo 18° appuntamento in villa per l'estate a Flatta Polesine. E se questa sera siamo così in tanti per assistere al musical Fantasie d'Italia, lo dobbiamo proprio alla disponibilità, ma direi anche proprio alla cura, alla lungimiranza con cui l'Istituto Regionale Ville Venete sta seguendo e si attiva per la promozione di tutto il nostro patrimonio di ville nel Veneto. Fratta è particolarmente fortunata perché di ville venete nella nostra piccola città ne annoveriamo ben 12. Abbiamo iniziato con lei una collaborazione già la seconda volta, ma auspichiamo di tornare più spesso in questa parte del territorio veneto che è poco conosciuta dai veneti, ma che è così meravigliosa e che conserva intatto non solo un patrimonio culturale inestimabile, ma anche un patrimonio ambientale unico. Ricordiamo il delta del Po, le foce dell'Adige, ma poi tutti i paesaggi che ci sono qui attorno. Ma la Villa Veneta non deve essere vissuta soltanto quando noi facciamo il festival, dobbiamo viverla in ogni momento perché appartiene alla nostra storia, appartiene al nostro futuro.